Incontro a Rovigo giovedì 19 dicembre, organizzato dal Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Rovigo, sul ruolo del perito agrario fra deontologia e professione. Ai nostri microfoni Massimo Pezzuolo, presidente del Collegio dei Periti Agrari di Rovigo. Un incontro fortemente voluto dalla vostra associazione, più di 300 iscritti in questa associazione, molto propositiva. Cosa ci si deve aspettare da un associato vostro? I nostri iscritti all'interno del collegio devono trovare una presenza sempre che gli risolva, che gli indichi anche la possibilità di risolvere i loro problemi, perché di fatto noi dobbiamo essere vicini ai nostri iscritti proprio per aiutarli nell'attività professionale. Abbiamo un'indicazione dal nazionale, ovviamente c'è una collaborazione stretta con i vari collegi vicini, però a tutti gli effetti nel territorio ci deve essere anche una funzione pratica poi di servizio all'iscritto. E in questo non possiamo sottrarci, perché di fatto è nella vita stessa del collegio. Il collegio deve essere proprio il tramite funzionale del proprio iscritto. Ecco, noi abbiamo una scuola importante, agraria, i giovani si stanno affacciando a questa professione, però il Presidente nazionale sottolineava il fatto che è un po' sottovalutata come professione. Perché? Vorrei dire sì, è vero in questo, però mi permetto di dire in parte, perché io ho partecipato anche recentemente all'orientamento nella scuola, perché abbiamo un ottimo rapporto con i dirigenti stessi della scuola e vedo che c'è particolare interesse. Il nostro istituto tecnico ha festeggiato recentemente i 50 anni, ormai sono quasi 52 di attività, ha svolto un ruolo importante in questa provincia. Devo dire che mentre qualche anno fa, 15-20 anni fa, c'erano maggior parte iscritti dal mondo agricolo, il 75-80% provenivano dal mondo agricolo, oggi si è ribaltata completamente. Oggi abbiamo il 75%, forse anche di più, di iscritti non del mondo agricolo. Quindi vuol dire che l'aspetto agricoltura, green, ma le possibilità che lascia un istituto tecnico anche nella futura attività lavorativa sono importanti. Altri istituti probabilmente o licei non lo fanno nella stessa maniera, per cui qui possiamo creare la formazione vera dei tecnici. Nel nostro territorio ci sono grossissimi appezzamenti di terreno, grossi quasi latifondisti, ma molto parcellizzato in piccole aziende. Il ruolo vostro per congiungere questi due mondi oppure per rendere redditivo anche un piccolo appezzamento di terreno? Questo è un bel impegno, nel senso che noi avremo sempre un contrasto netto nel mercato, non più vicino ma sempre più lontano, aperture di mercati sempre più, come dire, concorrenziali. Però io che ho anche un certo numero di anni di esperienza e di analisi sui residui dei fitofarmaci e non solo, nella mia vita ne ho fatte fare migliaia, io posso anche dire che se noi siamo nella condizione di identificare bene il nostro prodotto, capisco che non riusciremo mai a essere concorrenziali con ambienti molto grandi, produttivi e magari che sottintendono anche non mantengono certe caratteristiche di salvaguardia. Esattamente, bravissimo. Il vero problema però è che comunque noi dobbiamo anche comunicare questa sanità di prodotto che noi possiamo proporre. Quindi avremo sempre di più grandissime aziende in discussione con piccole aziende, probabilmente le mezze misure non pagheranno nel medio termine. A mio modo di vedere dovremmo identificarci meglio su delle filiere che siano proprio costruttive caso per caso. Il tecnico è fondamentale in questi rapporti perché chiude una comunicazione, il tecnico ovviamente nelle varie funzioni, che manca, perché questo avvicina ambienti diversi anche di lavoro. Oggi noi dovremmo sempre essere sempre più attenti a quello che richiede il mercato, stimolarlo un attimo, ma anche assecondarlo, soddisfarlo. Quindi quando parliamo di innovazione tecnica alla base della produzione ci vuole un tecnico per fare questo, quindi ancora di più ecco la presenza del tecnico preparato e adeguatamente formato. Così come dall'altra la ricerca del mercato deve essere veramente rivolta a soddisfare i bisogni che di volta in volta generazioni nuove cambiano. Per cui se noi intendiamo e intercettiamo questo prima di altri, o quantomeno in maniera da capirle per tempo,
nel patto di soddisfarle facciamo gli interessi dei nostri clienti e della nostra produzione. Noi in questo possiamo veramente fare la differenza sia dal punto di vista produttivo come area di Rovigo, provincia di Rovigo, ma anche come formazione tecnica, perché ne abbiamo visti di comprensori in giro per l'Italia, per cui noi non siamo a meno degli altri.